L'immagine è nota, una finanziaria, lacrime e sangue. Inauditamente splatter è però il film che Luca Zaia sceneggia sulle conseguenze della manovra nazionale per il bilancio regionale. Bisogna rimboccarsi le maniche, dice il governatore. Guardare dentro la macchina, sporcarsi le mani anche di sangue se serve, perché il paziente ha bisogno di una cura da cavallo. Io me ne intendo di cavallo. Giusto una battuta, e solo quella. Da ridere del resto c'è ben poco. Sarà tutelato soltanto il cosiddetto core business della regione: sanità, formazione scuola-lavoro, sociale, trasporto pubblico. Fatti salvi questi 4 pilastri fondamentali e tolte le spese vincolate, l'anno prossimo in Veneto mancheranno all'appello altri 200 milioni di euro, in aggiunta ai 450 già lasciati sul campo coi tagli precedenti. Allora stop ai contributi a pioggia per le associazioni e le fondazioni e via la vendita degli immobili di proprietà. Fra i gioielli di famiglia che finiranno sul mercato, ecco Villa Rieti Rota a Motta di Livenza, compendio rinascimentale che tra pavimenti alla veneziana e portali d'epoca conta una foresteria, un ristorante e svariate sale riunioni. Ma addio pure al dismesso Hotel San Marco in Cansiglio, con annesso e concessionato 18 buche, considerato uno dei campi di montagna più belli d'Europa. Difficilmente la Regione Veneto riesce a gestire bene un albergo o un campo da golf, probabilmente non è il nostro lavoro, quindi è meglio che siano destinati a operatori del settore che forse sanno far meglio queste cose. Il momento è drammatico e vogliamo fare la nostra parte, dicono da Venezia, concedendo una sola nota lieta: no a nuove tasse regionali. Non avvallerò mai l'applicazione dell'addizionale IRPEF, a questo punto la decisione è stata fatta un paio d'anni fa e si conferma, ovviamente tirando la cinghia perché mancheranno all'appello 160 milioni di euro.